una scelta personale che ho esplicitato sin da subito e per il quale mantengo comunque, ecco, la lealtà nei confronti del mio partito, nei confronti della maggioranza a cui appartengo. È una decisione definitiva, non c'è più alcun margine? È una decisione. Giura che la nomina di un'altra trevigiana leghista, Paola Roma, da assessore al sociale non c'entri nulla, Sonia Brescacin, con la sua decisione di aderire al gruppo misto, proprio lei eletta con un mare di preferenze, circa 9.500, nel carroccio della Marca. Brescacin resta nel partito ma non nel gruppo corrispondente e questo apre un'infinità di speculazioni, compresa la mezza intenzione di fare strada a una sorta di gruppo parallelo sulla falsariga di quella che era la lista Zaia nella precedente legislatura. La stessa Brescacin è una zaiana di ferro. Spero che tutto possa essere sanabile, non ho avuto l'occasione né di vederla né di sentirla, anche perché la notizia è freschissima. Ho letto che assicura lealtà alla compagine di governo e anche al partito e quindi sulla base di queste cose, per quello che potrò, mi muoverò affinché la frattura possa essere ricomposta. Barbisan, che dicendo questo già pare muoversi da capogruppo dei leghisti, ruolo che potrebbe essergli attribuito già nella giornata di giovedì. Un altro trevigiano invece, Claudio Borgia, escluso dai giochi per la giunta, sarà, salvo Coupe de Théâtre, guida dei meloniani. Insomma, se l'asse Padova-Verona prevale in giunta, Treviso riemerge in consiglio anche sul fronte del centrosinistra con l'ex candidato presidente, l'avvocato trevigiano Giovanni Manildo. Io sarò il capogruppo del Partito Democratico e adesso vedremo poi i passi successivi. Finalmente l'opposizione da minoranza può diventare veramente opposizione in modo serio e costruttivo. Manildo, che per inciso si dichiara preoccupato dalle prime esternazioni dell'assessore Gino Gerosa su fiscalità e sanità pubblica, ma il fronte si è appena aperto. Non vorremmo che fosse una desistenza nella difesa della sanità pubblica e su questo saremo molto attenti e vigili e vorremmo chiarimenti da parte del Presidente e dell'assessore. Tornando al centrodestra, tira le file della giornata il neogovernatore Stefani. L'ok a Zaia era un primo obiettivo politico. Nel segreto dell'urna dell'arresto si potevano consumare vendette. Era ovviamente un rischio andare al primo voto, perché sapete benissimo che il primo voto richiedeva la maggioranza qualificata, mentre da domani sarebbe bastata una maggioranza diversa, quindi non più 34 voti. Questo è stata una nostra scelta, eravamo sicuri della maggioranza, di una compattezza della maggioranza e poi si è verificato nei fatti.